188esima escursione, 11ª volta qui a Campigna, si riparte. Approfittiamo della nevicata di questa settimana per fare una bella ciaspolatina. Oggi dovrebbe essere giornata perfetta. Siamo qui località Fangacci, a pochi centinaia di metri dal rifugio La Capanna. Qui ti lascio le coordinate del parcheggio dove abbiamo parcheggiato, dove iniziamo l'escursione, e si comincia. Oggi tocchiamo sicuramente Montefalco e Monte Falterona. Poi vediamo, abbiamo qualche sorpresina in serbo, speriamo di continuare, che il fondo sia buono, non sia troppo morbido e riusciamo a fare qualche chilometrino in più. Allora, memory dalle esperienze passate, partiamo che è veramente presto, infatti il parcheggio è quasi vuoto, siamo stati secondi ad arrivare. Memory dalle esperienze passate. Il parcheggio inusualmente vuoto, è perché è presto. Noi ci siamo già ciaspolati e saliamo. E qui c'è il bivio, teoricamente al ritorno noi andiamo a scendere da qua, che non l'abbiamo mai fatto. Questa è la panchina, la famosa panchina del Monte Falco, che è pochi passi tra di noi, e questo è il panorama, che finalmente riusciamo a vederlo. L'ultima volta che siamo venuti qua c'erano le nubi e non si vedevano invece oggi. Fra Montefalco e il Falterona c'è questa bellina discesa che adesso è discesa, al ritorno diventerà salita. E qui c'è il bivio che ci porta su al Falterona. Qui si sale un pochino. Ah, vedi, la Sonia dall'alto della sua esperienza si mette il battitacco che ha sbagliato, ma momentaneamente, così fa meno fatica in salita. Adesso lo faccio anch'io. Discretamente ripida, con la neve è più difficile, ma il bello è questo, vero Sonia? E siamo arrivati in Monte Falterona. Adesso faccio vedere la croce del Falterona, ma prima, che razza di spettacolo! L'ultima volta che siamo venuti qua c'era sempre nuvole, non si vedeva niente. Che spettacolo! E qui la croce del Falterona, dove adesso facciamo colazione, perché non l'abbiamo fatta oggi. Abbiamo beccato tutti i bar vicini a Campigna chiusi. E questa è la colazione sotto il Falterone. Tè caldo, biscottini, naturalmente neanche dirlo, la carta la riportiamo giù a casa. E panorama. E aria buona. Colazione finita, abbiamo sparecchiato, la lasciata come abbiamo trovato e proseguiamo. Abbiamo appena lasciato il Falterone, siamo in discesa e qui dove batte il sole la neve è molto più morbida, infatti sono già cascato, e c'è molta meno neve sugli alberi e sta anche spiovviginando a causa appunto della neve sciolta che si scioglie dai rami. Arrivati al bivio, e qui la sorpresa, andiamo al lago degli Idoli, che è veramente un bel po' che non andiamo e è ora di ritornare a salutare a questo posto che per me è magico, data anche la storia. Al ritorno risbucheremo di lì, in quell'altro bivio, per tornare indietro. Perciò adesso dall'altra parte Capodarno, lago degli Idoli, e si ritorna. Stiamo andando verso il lago degli Idoli e qui non è passato nessuno.
Stiamo seguendo naturalmente i segnali CAI, la traccia, siamo in traccia, ma qui ultimamente non è passato nessuno con la neve. Via, andiamo allora a battezzare il percorso. E da lassù Sonia ci saluta e qua sono arrivato a Capodarno. Pensare che quest'acqua, questo fiumicello qua poi diventa l'Arno e arriva a Firenze. Un saluto agli amici toscani. Arrivati al lago degli Idoli, un lago con una grandissima storia, poi qualche cosa scriverò. Spettacolare, me lo ricordavo un po' più pienotto, Adesso ci riposiamo, siamo più o meno a metà dell'anello. Ancora lui, ancora al lago degli Idoli, bello. Adesso proviamo a vedere se si apre il capannino, se ci riusciamo ad aprirlo, ci riposiamo e poi riprendiamo subito. Entriamo senza ciaspole, prendere il bivacco. Molto spartano, ma va bene, data anche la posizione. Adesso qualcosa ci beviamo. Meritato relax. Cosa bevi, Feda? Ah, no, non l'avrei non detto, perciò lo dico. Questo è la zuppa di praticamente brodo vegetale, memore dell'esperienza passata in montagna, che avevo letto sul libro poi, che è il migliore alimento. Caldo, leggero, pieno di sali minerali, comunque la fatica l'abbiamo fatta, e ti dirò, con questo freschino me lo sto proprio godendo, il buon dado vegetale. Smangiucchiato, abbiamo smangiucchiato, poco, leggero, chiudiamo, lasciamo come abbiamo trovato. Salutiamo anche il bellissimo lago degli Idoli, sempre un piacere, e proseguiamo. Sonia è partita in quarta, io devo ancora mettere le ciaspole. Siamo arrivati a un bivio e qui inizia la salita. Arrivati al bivio, adesso ci riposiamo. Oddio, laggiù è il bivio dove eravamo prima, quando siamo scesi dal Falterone. Allora, dal lago degli Idoli a qui è stata tostarella, perché la neve è morbida, veramente morbida, perciò facciamo il triplo della fatica, oltre che siamo in salita. Riposino. E questo è il bivio di prima. Noi qui siamo andati all'andata su per il Falterone. Vuoi fare un altro giro su, Sonia? No, no. No, ma neanche io l'avrei seguita sta idea. Proseguiamo. E siamo arrivati al Monte Falco, ancora ci siamo stesi perché io ho iniziato ad accusare, abbiamo fatto. Siamo in due che accusiamo. Finito la zuppa, proprio il minestrone è finito al Monte Falco. Adesso ci riprendiamo un altro po' e poi ricominciamo, dovrebbe essere tutta discesa. Arrivati al bivio, noi siamo arrivati da qua, ma adesso anziché rifare la stessa strada, facciamo una strada nuova, la pista del lupo. Non molto distante, qui Garmin mi dice 1 chilometro, se non anche meno, al rifugio La Capanna. Qui siamo sulla strada, abbiamo appena lasciato il percorso escursionistico, questa qui è la strada provinciale, che come si può ben notare e non che immaginare è chiusa al traffico veicoli. Arrivati al rifugio La Capanna, vediamo se c'hanno posto. Sonia era leggermente cotta, ma anch'io, per carità. Vediamo se ci danno da mangiare.
Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo fortunatissimi, siamo stati cucina chiusa, gli ultimi che hanno accettato. Sì, ed è ravioli a ragù, per me lasagna. Buon appetito! 188esima escursione finita, 11ª volta qui in Campigna, gran bella ciaspolata. Abbiamo mangiato, adesso siamo usciti adesso, è abbastanza tardi ma va bene. Però, le 4. E adesso andiamo verso casa. Io sono molto cotto. Anche io. Dal lago degli Idoli alla base del Falterona, in salita, neve molto morbida, è stato un delirio. Quasi 12 km, dopo scrivo tutto, il numero dei passi, il numero dei piani in salita, che comunque non sono pochi. E via, dai. Cosa Sentieri abbiamo? ben segnalati. Sentieri tutti ben segnati, sì, poi non c'è stato vento di traverso, perciò non erano coperti di neve. Poi stavolta va alla traccia, l'altra volta non ce l'avevamo. E via. Abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato anche troppo, come sempre, dobbiamo stare più tranquilli, ordinare, perché adesso io voglio andare a dormire, non voglio arrivare a casa. E basta. Se ti è piaciuto il video, vuoi vedere anche i prossimi futuri, iscriviti al canale. E in descrizione trovi anche il link con la traccia GPS del giro che abbiamo fatto noi, anche perché sulla neve è cosa buona e giusta avercela.